Buonasera, buonasera a tutti. Controlliamo le connessioni varie sulla pagina Facebook. Bene. Buonasera, io mi presento, mi chiamo Sabatina Napolitano. Stasera per ultima voce, quindi ringraziamo anche l'editore Chiare Lettere, avremo modo di discutere di un libro di ultima pubblicazione di Luca Ciarocca, un libro che io ho avuto il piacere anche di recensire ultimamente e quindi mi ha interessato particolarmente al punto che ho chiesto la possibilità di intervistare l'autore. Luca Ciarrocca, come si scrive nella biografia al blog de Il Fatto Quotidiano, è romano di famiglia abruzzese, ha vissuto per molti anni a New York, dove è stato corrispondente di importanti testate. Ha fondato nel 99 il primo sito indipendente di economia e finanza in Italia, di cui è stato direttore e CEO fino alla vendita nel 2014. È autore di vari libri di macroeconomia e geopolitica, tra cui Terza Guerra Mondiale, Chiare Lettere, di cui andremo a parlare, L'affaire Soros, Chiare Lettere del 2019, I padroni del mondo, Chiare Lettere 2013, inoltre America a Dio, Rimetti a noi i nostri debiti, Intervista sulla Cina. Insomma, stiamo parlando di un autore di spessore, di un giornalista che veramente ha una carriera importante. Il discorso che andremo a fare sul libro che è appena uscito, sul saggio, non vuole, perlomeno per noi, tentare di dire quello che c'è all'interno di questi 11 capitoli, ma incuriosire il lettore proprio sulla tesi che Luca Ciarrocca propone. La sua tesi è appunto quella di incoraggiare fondamentalmente due atteggiamenti. Il primo è quello di avere sostanzialmente una visione alta nella discussione dei problemi che riguardano la crisi, quindi anche i problemi di origine finanziaria che riguardano la geopolitica e l'economia, come la macroeconomia, e un altro atteggiamento è appunto quello di mantenere questa visione prospettica di nuove neutralità. Ecco, io volevo chiederle appunto cosa vuol dire questo. Allora, intanto è giusto l'approccio del volare alto e quindi di vedere tutto quello che accade, e in questo momento direi la guerra in Ucraina, l'invasione della Russia all'Ucraina e il successivo conflitto, con un'ottica alta o globale, perché si tratta di meccanismi e comunque di macrosistemi per i quali c'è uno strano atteggiamento nelle persone, nel senso che si ha quasi la sensazione che non si possa fare niente. Questo io lo dico nelle conclusioni del mio libro. Perché ne ho parlato anche nei Padroni del Mondo riguardo al sistema economico-finanziario, al sistema monetario, eccetera. Cioè gli individui di fronte a questi macro problemi, oltre al fatto di esprimere ormai fin troppo le loro opinioni sui social, e però in realtà non possono incidere in processi che sono innescati altrove e comunque dal potere con la P maiuscola. In questo caso sono i poteri dei governi, nel caso dei Padroni del Mondo e quindi del sistema finanziario sono i poteri delle banche centrali. Allora, come fare per far sì, qui il tema sono i missili nucleari, le bombe atomiche, il rischio di apocalisse, di Armageddon, come dicono gli americani, comunque di olocausto nucleare che grava sulle nostre teste. Quindi se te ed io in questo momento siamo consapevoli del fatto che ci sono 13.000 testate atomiche pronte a partire, la metà delle quali pronte a partire in pochi minuti, il famoso bottone rosso, cosa possiamo fare noi singoli individui per far sì che questo trend al riarmo, questo bellicismo ormai dilagante, questa corsa all'acquisto delle armi, all'invio di armi, che ormai da 105, 104, 105 giorni ci assilla.
Allora appunto è il messaggio del mio libro, e qui chiudo, cerchiamo di essere informati il più possibile, però scappando da quella che è della logica del tweet o del post su Facebook, cercando di capire quale meccanismo ci sovrasta e che la consapevolezza dei singoli poi diventi, direi, quasi movimento, diventi quasi un'opinione collettiva, quindi una maggiore consapevolezza. Questo, ecco, come quadro d'insieme, direi. Quindi la neutralità in tal senso è un ritorno all'autocoscienza, se vogliamo, ma generare autocoscienza è un processo che è difficile e in lunga durata anche utopico, perché come lei scrive nel libro, ecco, la stessa problematica intorno a una possibile convivenza stabile tra gli Stati Uniti, l'Unione Europea, la NATO, la Russia, ecco, è difficile da raggiungere. Quindi com'è possibile creare neutralità pur facendo informazione? Allora, neutralità, è chiaro che qui neutralità è un termine in questo momento quasi osceno, sembra, perché rispetto all'andazzo generale essere neutrali è quasi dire me ne voglio lavare le mani. Però la sostanza è che rispetto a questi macrosistemi bisogna anche agire, cioè bisogna capire, essere informati, quindi avere gli elementi per decidere. E per esempio, la neutralità potrebbe essere espressa in Italia con un chiaro no alle bombe americane che sono ospitate nel nostro paese. Ci sono le basi, quindi io direi, se uno volesse dare mi viene in mente addirittura Mazzini, cioè nessuno ovviamente adesso lo cita più, insomma, proprio pensiero e azione, cioè deve esserci una immediata, concreta azione rispetto a quello che è un processo logico razionale. Allora, è logico e razionale avere 13.000 missili atomici? Noi in Italia ne abbiamo 40 bombe atomiche, quindi abbiamo una piccolissima parte, però è il 40% dell'arsenale atomico degli Stati Uniti in Europa, quindi non è una piccola parte se è il 40%. Allora io direi prendiamo consapevolezza del tema, cioè del rischio di estinzione della specie, perché qui stiamo parlando con questo altissimo numero di ordigni nucleari che possono poi partire per errore, per decisione dei militari o dei governi, quindi o Putin o Biden in questo caso, la Cina lasciamola stare perché è un argomento a parte, però chiunque possiede armi nucleari può innescare questo terrificante, catastrofico processo che porta all'annientamento della specie umana. Di questo si tratta. Allora, per quanto riguarda noi italiani in concreto, io direi che un primo passo utile sarebbe veramente di dire, cari signori americani, noi non vogliamo fare rivoluzioni, però le bombe atomiche che sono ospitate a Ghedi, in provincia di Brescia, nella base aerea militare, e ad Aviano, vicino Pordenone, in Friuli Venezia Giulia, portatele da un'altra parte. Noi ci difendiamo in un altro modo, cioè neutrali non vuol dire essere imbelli o indifesi o remissivi o passivi o non avere voce in capitolo. Vuol dire semplicemente trovare un altro modo per non dipendere dalle decisioni di altri. Quindi se noi come individui facciamo diciamo viaggiare questo messaggio ad un numero di persone che poco alla volta ne prendono consapevolezza, è già un grosso passo avanti, è già un grosso passo avanti. L'altra questione sarebbe che se ne occupasse qualcuno in Parlamento. Allora, questo dal punto di vista diciamo, dell'approccio razionale, logico e anche di politica effettiva, sarebbe molto utile che qualcuno dei partiti in Parlamento
e non dico neanche opposizione, maggioranza o quello che è, si occupasse del tema. Invece c'è l'assoluto silenzio, la cappa di segreto e la cappa di totale, non dico indifferenza, ma è come se il tema non esistesse. Allora, torno quindi, sì, in effetti non si può parlare di neutralità se non si parla anche di legislazione, perché noi abbiamo anche parlato della legge del 22 gennaio che in diversi paesi vieta le armi nucleari. Il punto è questo, lei ha, secondo me, ha sottolineato qualcosa che è importante, che riguarda la politica, che secondo me è alta, quella che è la visione alta della politica. Lei dice che probabilmente il giornalismo non è costituito da intellettuali, ma se ci fossero dei politici che facessero dei discorsi più alti, nel senso più produttivi anche dal punto di vista intellettuale, probabilmente si verrebbe a costituire uno scheletro più forte anche per quanto riguarda la visione degli italiani. Ne sono tante le organizzazioni che sono contro il nucleare, sono tante le persone che scendono in piazza per la pace, ma sono pochi i politici che parlano di questo. Fondamentalmente perché accade? Perché non c'è un vero pensiero politico, perché il pensiero politico è fatto dalla storia di quelli che hanno fondato il pensiero politico. Ecco, lei cita nel saggio pensieri di Einstein, Papa Francesco, Obama, Gramsci, Olivetti, Galeano. Il punto è questo, fornire un'attività di pensiero dà il modo anche di costruire un'idea intorno a un oggetto. Io credo che non ci sia l'idea, non esista l'idea di trattare l'argomento in maniera seria. Quindi come si può... Giusto, giustissimo, Sabatina, quello che dici. E l'idea appunto deve essere poi veicolata e deve essere fatta circolare, perché questo è il punto. Solo che il problema qual è? Che non è utile per i giocatori, non è utile per gli attori, chiamiamoli come vogliamo, modificare questo meccanismo. Io appunto lo dicevo ai tempi dei padroni del mondo, non è utile al sistema di potere, chiamiamolo così in termini generici con la P maiuscola, modificare il sistema di emissione della moneta, il ruolo delle banche centrali che stampano euro o dollari a piacimento, creando enormi disfunzioni, disequilibri, favorendo i più ricchi e diciamo creando diseguaglianze formidabili sul mercato e nelle economie. Quindi non è utile al sistema, non è utile al sistema di potere in questo momento parlare della questione nucleare e quindi della possibile eventuale apocalisse che grava sulle nostre teste. È un tema, diciamo, molto pesante perché nessuno ha voglia di parlare della possibilità che l'umanità si estingua, però facendo mente locale, appunto, i 13.000 missili, che ricordo erano 70.000 all'apice della guerra fredda, cioè vuol dire che negli anni 80, quando il conflitto tra Unione Sovietica e Stati Uniti era ai punti di massima tensione, questi missili erano 70.000. Quindi si è innescato in effetti un processo per la riduzione delle armi nucleari. Ma adesso ci sono armi così potenti che anche quelle piccole, cosiddette tattiche, cioè a basso potenziale, sono 10 volte più potenti di quelle fatte esplodere a Hiroshima e Nagasaki nel 1945. Quindi questo dà un'idea di quanto questi 13.000 missili possano essere distruttivi. Quindi cosa fare? E bisogna appunto, prima cosa, parlarne. Due, fare in modo che, per esempio, l'Italia, i partiti italiani che hanno questo interesse, a me sembra che nessuno ce lo abbia, spingano per l'adesione dell'Italia al trattato che vieta l'utilizzo di armi nucleari. Sono più di 80 le nazioni nel mondo, quasi una novantina, che hanno aderito a questo nuovo trattato che, come dicevi giustamente tu, è entrato in vigore
nel gennaio di quest'anno. TPNV. Sì, il trattato di... Sì, in effetti io volevo appunto dire questo, parlando anche proprio, se vogliamo, anche ai politici, il fatto è questo. Come si ferma l'exhalation bellicistica? Si ferma con degli atti, con delle riforme, con delle leggi, come si sono fermati nella storia tante altre brutture che fortunatamente l'ingegno umano, l'intelletto umano esiste e può esistere. Nel momento in cui qualcuno che è maggiormente predisposto a un tipo di ragionamento più alto riesce ad incidere. Ecco, lei ha provato ad incidere. Il punto è questo. Potrebbe, e qui con questo chiudiamo perché rimaniamo nei 20 minuti, potrebbe definirci, lei ha scritto un capitolo, se Roma venisse bombardata, potrebbe definirci cosa accadrebbe nel caso di una vera guerra, una terza guerra mondiale a Roma? Oddio, è molto sgradevole il compito che mi dai in questo momento, perché appunto c'è un capitolo dedicato agli effetti concreti e poi diciamo elaborati da sistemi computerizzati, da software appositi, per cui io descrivo con dettagli che fanno un po' accapponare la pelle quante vittime ci sarebbero se esplodesse una bomba atomica sulla capitale, cioè sul Colosseo, diciamo. Adesso non voglio entrare nei dettagli, ma insomma la devastazione sarebbe spaventosa. E quindi l'importante, io consiglio anche di leggere quel capitolo del libro, perché poi ci sono 2 riferimenti specifici a siti che appunto simulano quello che è l'effetto di una deflagrazione nucleare e quindi con le varie conseguenze. Consiglio la lettura perché un pessimista chi è? Un pessimista chi è? È un ottimista ben informato, quindi l'informazione in questo caso, che è un'informazione competente, quindi non è un'informazione, chiamiamola col termine ormai spregiativo, populista, non è un'informazione superficiale, è un'informazione fatta di acquisizione di dati razionali e scientifici. Quindi è importante sapere che cosa succede. Poi è chiaro che qui io alla fine del libro faccio la distinzione tra lo scenario distopico, cioè la distopia è proprio lo scenario a cui siamo abituatissimi dalle serie su Netflix, la fantascienza, da Orwell, da 1984 in poi, fino adesso appunto arrivare a Blade Runner, cioè vi invito a vedere tutti i film distopici in cui ci sono anche scene in cui c'è il deserto, cioè l'umanità è annientata, dominano le macchine e c'è stata l'esplosione atomica. Allora, per non arrivare a quello scenario che in questo momento appartiene alle menti degli sceneggiatori di Hollywood, che sono sempre molto prolifiche, però noi dobbiamo avere la consapevolezza come cittadini che scenari del genere, in una situazione in cui c'è un confronto tra Russia e NATO, cioè tra Stati Uniti, perché l'Ucraina è una pedina piccola nello scacchiere mondiale, quindi dobbiamo essere consapevoli delle conseguenze. Quindi è inutile parlare delle liste dei putiniani oppure del partito, cioè è qualcosa che interessa l'umanità, non può essere trattato con il piccolo cabotaggio di chi vede le micragnose cose di casa nostra. Ecco, io appunto ho citato Roma per fare leva su un atteggiamento che non è propriamente populista, ma è quel qualcosa di emotivo che ci tocca. Allora, noi siamo usciti da una pandemia che poteva essere evitata, poteva ben essere evitata, e siamo in una guerra che poteva ben essere evitata, una guerra conclamata da 8 e più anni, da molti anni, da economisti, da intellettuali, da politici, quindi abbiamo sbagliato
la pandemia è stato un errore che ha dato vittime, sono morte vittime innocenti, ancora continuano a morire per degli errori che potevano veramente essere evitati. Ci sono tante cose che l'uomo con la scienza può evitare. Oggi, per esempio, i terremoti vengono evitati. Per esempio, in alcuni casi, per esempio, le eruzioni vulcaniche vengono evitate. In questo caso stiamo facendo informazione, lei si è preso la briga di fare un'indagine approfondita, un dossier veramente documentato, e quindi io ho citato il capitolo su Roma per dire che ciò che accade in Ucraina è impensabile che se fosse accaduto a Roma. Allora, lei ha assistito al crollo delle Torri Gemelle. Il sentimento che si è provato in quel momento è stato un sentimento globale. Quello che sta accadendo in Ucraina è come se fosse un sentimento marginale, isolato, invece è un sentimento che ci invade perché siamo nel ragionamento globale. E appunto quando cadono queste bombe su Kiev o quando cadono le bombe in Ucraina è come se cadessero veramente anche in Italia, anche se cadesse una bomba su Roma accadrebbe il disastro totale per i romani, per gli italiani. Ecco, il sentimento che ci deve invadere è appunto quello del terrore, perché queste persone, queste famiglie sfollate, stanno vivendo un terrore che potrebbe accadere anche a noi. È giustissimo, non fa una piega il tuo discorso dall'inizio alla fine e quindi io credo che sia proprio molto importante, uno, avere la consapevolezza informata e razionale di quello che può accadere e due, bisogna che la politica si prenda carico delle sue responsabilità. Quindi noi non possiamo essere passivi, spettatori passivi di qualcosa che viene deciso altrove. Quindi bisogna che si vada verso un tentativo, verso un tentativo di mediazione, verso la cessazione delle ostilità, perché in questo momento noi nella nostra generazione e anche i precedenti, nessuno ha mai vissuto una situazione di guerra, di conflitto, di tensione. Adesso usiamo il termine bellicismo che è brutto, però in realtà ormai ne siamo dominati. C'è anche adesso subentrata una sorta di stanchezza, perché c'è lo stallo e perché non si capisce quando finirà e non finirà né tra 3 mesi né forse tra 2 anni. Però bisogna che non si molli neanche per un attimo questo tentativo di dare al maggior numero di persone la consapevolezza, la possibilità di agire e la possibilità che il Parlamento, che è l'organo che collega il popolo con le istituzioni, esprima, che voti, che si faccia carico di queste responsabilità verso un paese che non è un paese, io cito Sandro Pertini nel suo discorso di inaugurazione, presidente, grande presidente, spontaneo comunque di idee e di ideali, quindi un misto molto bello di utopismo e anche di politica concreta. E Pertini dice che noi come paese siamo un paese a cui non piace la guerra, quindi invece in questo momento noi siamo un paese, non dico co-belligerante come si dice di solito, però inviamo armi, siamo alleati degli Stati Uniti, ospitiamo bombe atomiche e quindi in fin dei conti neghiamo quella che è un po' la natura dell'Italia. E questo Che quella è. dispiace. Che Quindi il dis- nostro tentativo, il suo tentativo, non è solo quello di sensibilizzare, ma è quello di mobilitare i politici a fare qualcosa, a prendersi carico di queste posizioni, perché in un modo o nell'altro siamo in guerra, quindi la certo, riflessione perché degli intellettuali è appunto quella, i maggiori intellettuali del secolo hanno creato una riflessione all'interno dei fenomeni storici, perché è facile farla dopo, gli storici fanno riflessioni dopo i fatti accaduti. Il problema di farli durante è quella di incidere proprio dei maggiori intellettuali, dei giornalisti, dei politici che si prendono carico dei problemi, perché appunto sentono quella chiamata, ma quella chiamata dovrebbe essere principalmente dei politici, degli infatti, organi che io possono comunque muovere una sensibilizzazione più legata anche alla legislazione.
Esatto, esatto. Io sono un laico, con educazione cattolica come quasi tutti gli italiani, però bisogna dire che se il motto laico è fai quel che devi, accada ciò che può, e poi associato all'altro non smettere mai di capire, perché questo è un motto assolutamente laico, cioè bisogna studiare e non bisogna smettere di capire quali sono i meccanismi. Però io da laico dico che in questo momento l'unico che ha una presa di posizione per un processo che disinneschi il meccanismo terrificante della catastrofe è Papa Francesco, che è un leader spirituale e invece ha ormai la caratura del leader politico, è l'unico che fa discorsi sul disarmo, è l'unico che ha detto io mi vergogno perché si dedica il 2% del prodotto nazionale lordo all'acquisto di armi, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi è un po' una contraddizione in termini, che è un discorso che dovrebbe essere imbracciato da leader politici visionari, che quindi parlano al popolo, perché poi il popolo è tutto contro, ovviamente, le armi e la guerra. Non c'è un solo leader visionario, ci sono delle mezze calzette che, a parte qualche raro caso, ma insomma rispetto a quelli che erano i leader del passato, non abbiamo nessuno che sia in grado di abbracciare questo tipo di Di progetto, logica, di di logica, visione. di missione. Va bene? Grazie Luca per questo intervento e spero che faremo luce sempre più sull'argomento e che avremo modo anche di discutere dei tuoi prossimi libri e che avremo modo di discutere nel caso si proponga effettivamente una legge o qualcosa di concreto, di serio, che ci assicuri che lo Stato esiste in questo, che esiste un pensiero, che esistono persone che si prendono carico anche di quello che siamo noi in qualità di popolo, di quello che dice il popolo. E non solo di quello che dice la politica dominante, la geopolitica o appunto l'economia che gira intorno a queste armi. Benissimo. Grazie, buona serata. Grazie a te, grazie a tutti. Grazie mille, ciao Luca.